magari recependo gli ordini. Massimo Ciancimino un depistatore, il papello solo una fotocopia anonima, la testimonianza del colonnello Michele Riccio contraddittoria e tardiva, la trattativa con Don Vito Ciancimino solo un aleatorio progetto investigativo. A 5 anni dall'inizio del processo che lo vede imputato per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, il generale Mario Mori prenderà la parola davanti ai giudici della quarta sezione penale di Palermo, dopo che con la sua lunga requisitoria Nino Di Matteo ne aveva chiesto la condanna a 9 anni di reclusione per aver bloccato l'arresto di Provenzano e Mezzoiuso nel 95. Mori è entrato in aula con un faldore di 163 pagine, ben ordinate. Sono le sue dichiarazioni, la sua difesa personale che insieme alle arringhe degli avvocati dovrebbe convincere i giudici ad assolverlo. Ma prima di provare a smontare le varie accuse della procura, l'ex alto ufficiale del ROS si è dedicato a una corposa premessa, quasi un'analisi sul clima mediatico che avrebbe influenzato il dibattimento. Mori ha infatti puntato il dito contro una specifica corrente di pensiero che avrebbe cercato di far permeare nell'opinione pubblica precise connivenze e puntuali favoreggiamenti in una parte delle istituzioni dello Stato con Cosa Nostra. E per spargere a livello mediatico il teorema delle connivenze tra Stato e mafia si sarebbe servita di ipotesi e teorie suggestive, prive peraltro di puntuali supporti dimostrativi. Protagonisti di questa corrente di pensiero, Mori ne fa i nomi e punta il dito su Sonia Alfano e Giuseppe Lumia, ma anche Antonio Di Pietro, Angela Napoli, Fabio Granata, Luigi Ligotti, Leluco Orlando e Rosario Crocetta. Poi ovviamente ci sono i giornalisti, Concita Di Gregorio, Saverio Lodato, ma anche giornalisti del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, Sandra Murri e Giuseppe Lobianco. Delineato il clima mediatico in cui si è svolto il suo processo, il generale ha quindi provato a smontare pezzo per pezzo le prove. Prima fra tutte la testimonianza del colonnello del ROS Michele Riccio, che per primo aveva denunciato pressioni per far fallire il blitz a Mezzoiuso, dove il 31 ottobre del 95 si sarebbe trovato Provenzano. La denuncia del Riccio però appariva tardiva, ha detto Mori, perché fatta a distanza di 6 anni e non sostenuta da spiegazioni convincenti. Quindi il generale ha fatto un passo indietro a quegli incontri con Vito Ciancimino nell'estate del 92. Per la procura di Palermo sarebbero il corpo centrale della trattativa, processo che si è aperto di recente in cui Mori è accusato di attentato a corpo politico dello Stato. Per il generale però si trattava solo di tentativi per acquisire il maggior numero di elementi informativi possibili su Cosa Nostra, rivolgendosi non ai soliti confidenti da 4 soldi, ma a chi ritenevamo in grado di fornire indicazioni utili a contestualizzare ciò che stava accadendo. Di quegli incontri a Roma con Ciancimino Mori non avrebbe lasciato traccia documentale per il semplice fatto che, oltre a non esservi nessun obbligo a riguardo, non c'era nulla da scrivere perché Ciancimino allo Stato non era nemmeno una fonte, ma solo un aleatorio progetto investigativo. Da Massimo Ciancimino, secondo Mori, sarebbero arrivate soltanto manovre depistanti. È stato anche accusato della detenzione in concorso di un rilevante quantitativo di esplosivo rinvenuto presso la sua abitazione palermitana, ha ricordato il generale. La vicenda oggetto di un diverso procedimento penale la conferma, se ve ne fosse stato ancora bisogno, del livello di aberrazione raggiunto dal soggetto. Quindi l'ultima stoccata alla prova madre della trattativa, il papello, in cui Rina avrebbe appuntato le richieste di Cosa Nostra allo Stato. Per Mori si tratta solo di un elenco che, sino a quando non si troverà chi lo ha redatto, è un atto anonimo, per di più in fotocopia, del tutto privo quindi di intrinseca attendibilità. Solo dopo la strage di Via D'Amelio del successivo 19 luglio è mantenuto nella